un insegnamento di dignità che partiva da questi grandi uomini, partiva dalle loro famiglie. Si dice in genere, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro questi uomini c'erano delle grandi donne. Dietro Aquilino Cannes c'era la signora Gabriella, che c'è ancora. Dietro Faustino Onnis c'era Carmen, una donna che non c'è più, ma che è presente ancora oggi qui insieme ai figli e vede realizzato un progetto per il quale ci dovremmo rimboccare le maniche, capendo che da Sugonnotto, da queste cose che noi sappiamo, dobbiamo ripartire, cercando di scoprire Sugin Connotto, cercando nuove strade, capendo che cos'è la dignità che loro ci hanno lasciato in testamento. Faustino e Carmen questa dignità l'hanno dimostrata in momenti terribili della loro vita, ma mai hanno chinato la testa. Era quella la cultura, quella la cultura di Sardegna che deve prevalere rispetto a degli arrivismi che non fanno bene alla nostra gente. Parliamo di sardignità, forse è il termine più giusto che Faustino condivideva e condivide ancora oggi. Io credo, così da giocoliere dei versi, che esista un paradiso dei poeti e che Faustino, Aquilino, Larentu ci stiano guardando, stiano sorridendo e dicano magari qualcosa di buono nella nostra vita l'abbiamo fatta. Hanno fatto più di qualcosa di buono, hanno fatto delle cose grandi per la nostra cultura, per la nostra gente. Hanno lasciato una eredità pesante, se vogliamo, perché non è facile portarla avanti rispetto a quello che loro hanno fatto, però abbiamo il dovere di farlo, abbiamo un obbligo morale a farlo. Per quanto mi riguarda forse più di tanti altri, perché io sono stato allevato da loro. Io ho convissuto con loro 10 anni di esperienza a Sischiglia e poi tutte le esperienze quotidiane di amicizia e le esperienze che hanno portato a Nur. Oggi c'è la fondazione intitolata Faustino. Io so che Faustino ha lasciato tanti amici. Quando è morto e gli abbiamo dedicato un numero speciale di Nur, sono stati tanti gli amici che hanno scritto delle parole di ricordo, parole di grande affetto, perché lui era un maestro. E a questo maestro noi dobbiamo, a partire da oggi, il nostro impegno. Credo che dobbiamo stare vicini ai figli che oggi sono presenti in questo sforzo. Li dobbiamo anche ringraziare, perché quello che stiamo iniziando è un percorso molto molto impegnativo, però lo dobbiamo a Faustino, lo dobbiamo ad Aquilino, a Larentu, a noi stessi, alla nostra terra, alla nostra gente. Ci ritroveremo insieme a mano denta per andare davanti sempre, per andare incontro ad un futuro che è il nostro futuro, ma è il futuro dei nostri figli, con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, con i nostri valori, per cercare di costruire una nuova sardità. E chissà, magari un giorno i nostri figli ci ringrazieranno come noi ringraziamo questi grandi uomini. Ci rivedremo presto di persona, non attraverso una videocamera, per lavorare insieme, tutti uniti in nome di qualcosa per il quale credo valga la pena davvero impegnarsi e vivere. Salute tribu a tutto Uganda.